La carità e la dolcezza di San Francesco di Sales mi guidino in ogni cosa. L'abbiamo riconosciuto. Questo è il quarto dei 9 propositi che Don Bosco fa all'ordinazione sacerdotale. La carità e la dolcezza. Bene, la dolcezza di cui parla Don Bosco è evidentemente la dolcezza salesiana, che noi potremmo tradurre con bontà di cuore, un cuore buono. Questo cuore buono, perché buono è dato ed è costruito da Dio, affascina tanto Don Bosco. E Don Bosco lo prenderà e lo trasformerà nell'amorevolezza salesiana, mettendola come punto cardine del sistema preventivo. La dolcezza, qui nel Chiablese, trova per Francesco di Sales un terreno di grande maturazione, ma anche di grande prova. Siamo vicini a Ginevra, alla mia sinistra c'è una collina, dietro la collina c'è Ginevra e siamo quindi sul lago di Ginevra. La Ginevra che a quei tempi era la Ginevra calvinista, la Ginevra protestante. E dunque accanto a Ginevra, eccoci, nella regione del Chiablese, le Chablais, che ai tempi di Francesco di Sales contava 25.000 abitanti circa. Qui Francesco rimane 4 anni, non continuativamente, ma sostanzialmente saranno 4 anni in cui, assieme al cugino Louis, procede nella sua missione di rievangelizzazione. Ed è qui, in queste terre, che nasce il motto tanto caro a Don Bosco, da mi animas cetera tolle, motto che diventerà della congregazione salesiana. Il muro che vedete alle mie spalle è parte della fortezza che rimane, la fortezza degli Allinges, un paesaggio veramente turistico e un belvedere da invidia che dà direttamente sul lago di Ginevra, lago Le Mans, passando attraverso la città di Thonon-les-Bains. Nel 1594, precisamente il 14 settembre, festa della esaltazione della Santa Croce, Francesco di Sales è prete da nemmeno un anno e con il cugino Louis sale su questa collina. La fortezza era data in gestione al barone d'Hermance, un amico del papà di Francesco, e costituiva in terra protestante il baluardo cattolico. Su questa collina Francesco di Sales rimane per 6-7 mesi, nell'inverno tra il 1594 e il 1595. Dopo aver celebrato la messa al mattino presto, ogni giorno scende e ogni sera risale. Ogni mattina scende per incontrare, predicare, proporre, ma certamente anche rischiare, perché è osteggiato, è calunniato ed è minacciato di morte. Dopo un mese di presenza in questo luogo, scriverà al suo vescovo: I caporioni della città hanno riconfermato l'ordinanza pubblica in virtù della quale nessuno deve intervenire alla nostra predicazione cattolica. Essi portano come pretesto i maltrattamenti che riceverebbero da bernesi e ginevrini qualora li vedessero anche solo avvicinarsi a noi
senza ingiurie sulle labbra o senza pietre in mano. Tuttavia, Monsignore, noi speriamo con pazienza. La porta che vedete accanto a me dà direttamente alla cappella dove Francesco di Sales tutte le mattine celebra la messa ad ora antelucana. Terminata la messa scende in città e risale alla sera, possibilmente per non rischiare il buio, per non rischiare il gelo, ricordate che siamo nei mesi invernali, e per non rischiare soprattutto degli incontri a volte decisamente pericolosi, animali o malintenzionati. Luogo decisamente importante questo perché l'Eucarestia è il centro ed è il cuore della sua giornata. Un grande conoscitore di Francesco di Sales, Étienne Lagenie, si esprimerà così: qui nell'Eucarestia Francesco prepara il suo cuore a diventare missionario. Soltanto di qui si spiega come mai in 4 anni opererà così tante conversioni. È opportuno dedicare qualche istante per soffermarci sull'importanza dell'Eucarestia nella spiritualità di Francesco, nella sua fede. La baronessa di Chantal riporta una testimonianza sul modo di celebrare l'Eucarestia e sul modo di vivere ciò che celebrava. Era facile notare come si tenesse in profondo raccoglimento e attenzione davanti a Dio. Gli occhi modestamente abbassati. Il suo volto era tutto raccolto con una dolcezza e una serenità così grande che coloro che lo osservavano attentamente ne erano colpiti e commossi. Specie alla consacrazione e alla comunione si vedeva un candore sul suo volto così pacifico che toccava i cuori. Questo divin sacramento era la sua vera vita e la sua forza, al punto che lui appariva come un uomo completamente trasformato in Dio. Celebrava la messa con voce piana e dolce, lenta e posata, senza fretta per quanti fossero i suoi impegni. Nella Filotea, nel capitolo in cui parla dell'Eucarestia, Francesco si esprime così: non ti ho ancora parlato del sole degli esercizi spirituali. Il Santissimo e Sommo Sacrificio e Sacramento della Messa, centro della religione cristiana, cuore della devozione, anima della pietà, mistero ineffabile che manifesta l'abisso della carità divina. Per suo mezzo, Dio si unisce realmente a noi e ci comunica in modo meraviglioso le sue grazie e i suoi doni. Fa ogni sforzo per assistere ogni giorno alla Santa Messa, per offrire con il sacerdote il sacrificio del tuo Redentore a Dio Padre, per te e per tutta la Chiesa. Dalla fortezza di Hallinge siamo scesi alla città di Thonon, oggi chiamata Thonon-les-Bains, che è il primo e principale luogo di evangelizzazione di Francesco nella terra del Chiablese. Dalla primavera del 1595 abiterà qui, in questa cittadina che contava circa 3.000 abitanti, a casa di una parente, una signora vedova, fino al 1598, che poi dovrà lasciare la città di Thonon per malattia e anche e soprattutto malattia dovuta a stanchezza, direi sfinimento. Con buona approssimazione i nostri biografi dicono che quando Francesco è arrivato nelle terre del Chiablese c'erano circa un centinaio di cattolici. Quando lascerà queste terre nel 1598 ci saranno circa un centinaio di protestanti. Siamo qui nel luogo più significativo di questa evangelizzazione missionaria, la chiesa di Saint-Hippolyte, che era diventata tempio protestante. San Francesco inizia, quando scende nella città,
a frequentare la chiesa e dentro tiene istruzioni, catechesi su temi che dividevano i protestanti e i cattolici. 2 anni dopo la sua venuta nel Chiablese, nel 1596, precisamente a Natale del 1596, riuscirà a celebrare con tanto popolo la messa di Natale qui. E qui matura anche la dolcezza salesiana, proprio nel rapporto con i riformati, che lui approccia e chiama fratelli o figli della Chiesa in disposizione. Una vicinanza decisamente delicata per non urtarli, anche a partire dal vestito che lui userà, ma soprattutto è lucido e rigoroso nelle argomentazioni che si basano sulla parola di Dio più che sulla teologia scolastica. Qualcuno degli ecclesiastici, vedendo il suo tratto molto rispettoso nei confronti dei protestanti riformati, obiettava: Monsignore, ma questi sono apostati, perduti, indegni della sua attenzione. E lui rispondeva: Ahimè, non ci siamo dunque che Dio e io ad amare questi poveri peccatori. Volete che mi dimentichi che sono le mie pecorelle? Che io rifiuti le mie lacrime a coloro per i quali Gesù Cristo ha dato tutto il suo sangue? Chi ama la severità si allontani da me, perché non voglio averci niente a che fare. Nei primi periodi della sua missione i risultati sono decisamente molto scarsi ed è molto affaticato. Decide allora di andare a visitare un amico che abita a Evian. Arriva nella cittadina ed entra in una chiesa francescana. E in questa chiesa, nella preghiera, sente una monizione interiore, quasi come Sant'Antonio gli dicesse: tu desideri il martirio come me, ma non lo otterrai. Tu stesso sarai lo strumento del tuo martirio. Francesco coglie che questa frase è detta proprio per lui e l'allusione è evidente, adeguando il proprio carattere poco per volta, convertendosi alla difficile missione nel Chiablese. I mezzi per raggiungere la perfezione sono diversi a seconda delle vocazioni. Per unirsi al Signore soprattutto la preghiera e i sacramenti. Quanto ai mezzi per unirsi al prossimo, bisogna considerare il prossimo in Dio e Dio vuole che l'amiamo e lo trattiamo con amabilità. Il suo approccio tenderà sempre, ma soprattutto nel Chiablese, ad amare il prossimo in Dio e a esercitare la sua missione di pastore e di guida. Per questo escogita una tecnica per riuscire ad arrivare dove la sua presenza fisica gli è impedita. La tecnica la conosciamo ed è quella dei foglietti volanti, i placard. Questi foglietti contengono delle piccole istruzioni o delle catechesi, li fa stampare a Chambéry e poi li infila sotto le porte delle case, oppure li affigge dove può anche sui muri. Ancora una cosa molto interessante, oserei dire una intuizione geniale. Vorrebbe Francesco costituire qui un centro forte di cattolicesimo, proprio accanto a questa chiesa di Saint-Hippolyte, accanto ancora alla Basilica di San Francesco di Sales, che è comunicante con questa chiesa. Ci sono ancora i resti di questo tentativo, sarà un tentativo, realizzato solo in parte, ma Francesco vuole realizzare un centro che vorrebbe chiamare Sainte Maison, la Santa Casa, oppure albergo di tutte le scienze e arti. In questa casa, in questo centro, vorrebbe radunare una piccola comunità di preti diocesani per il servizio parrocchiale,
Accanto una comunità di cappuccini per le missioni popolari. Vorrebbe anche un collegio di gesuiti per una università cattolica e una scuola di arti e mestieri per educare alla professione, all'artigianato. Terminiamo questa passeggiata salesiana in 5 puntate raccogliendo una confidenza di San Francesco di Sales. Pochissime parole in cui Francesco apre lo squarcio della sua interiorità e ci porta alle radici della sua proverbiale dolcezza e amorevolezza salesiana. Quando fui consacrato vescovo, Dio mi tolse a me stesso per prendermi Lui. Poi mi dette al popolo, cioè mi convertii dall'essere per me stesso all'essere per gli altri.